Non ci sarà nessun commissariato di polizia nel Milanese, come chiesto invece a gran voce dai cittadini, con una nuova raccolta firme dopo l'escalation di furti in casa nel territorio. Santa Maria di Sala è il comune più assediato dai ladri, visti ben 5 colpi registrati nella sola frazione di Caltana la notte di sabato scorso. È il primo cittadino a spiegare perché non ci sarà il suddetto commissariato. Era tra Santa Maria di Sala a Mirano, era anche stato individuato il terreno, no? Però ci siamo fermati perché non c'erano i fondi del Ministero, proprio non, detto non abbiamo soldi. E riproporre questa domanda? Sì, possiamo anche riproporla la domanda, anche di buon auspicio, ma e lo faccio anche volentieri, vado anche a Roma se devo andare, ma non vorrei perdere capra e cavoli, nel senso che so che non ne hanno. Se qualcuno mi potesse dare una mano, e apro le braccia per abbracciare tutti, se qualcuno può fare qualcosa perché questo possa avvenire, io sono ben lieto e sono a sostegno e mi metto a correre con lui. Ladri che non si fermano neanche con il buio, anzi lo preferiscono, sfidando in tal senso pure le forze dell'ordine. Ecco come. Abbiamo trovato gli armadietti delle luci dei centri paese forzati e hanno spento le luci loro perché per essere meno controllati. Loro i ladri. I ladri. Il sindaco da canto suo con la collega di Milano, Maria Rosa Pavanello, per dare maggior sicurezza alla gente ha provveduto a stanziare quanto necessario per l'ampliamento della già esistente caserma dei Carabinieri, visto anche l'imminente arrivo di 2 nuovi militari dell'Arma dei complessivi 47 assegnati nel veneziano. Noi abbiamo pensato che dare una mano ai Carabinieri, sia noi che il Comune di Milano, 100.000 euro noi e 200 il Comune di Milano, per dar forza alla caserma dei Carabinieri, per avere un nuovo organico, per ampliarla, eccetera, lo abbiamo dato.